Sono fondi del Fondo di Sviluppo Regionale Europeo, fondi FESR, circa 3 milioni di euro che appunto vanno indirizzati all'imprenditoria femminile, a nuove aziende che vengono appunto fatte partire da donne o a capitale a maggioranza femminile, quindi oltre il 50% che sia appunto riconducibile a una donna che vuol mettersi in proprio, che vuol fare impresa, che vuol affrontare le sfide dei prossimi anni in maniera importante. Quindi un aiuto che serve a far partire nuove imprese con un colore sicuramente rosa. Serve anche più sostegno ai centri antiviolenza, sono richieste che puntualmente vengono fatte in occasione del 25 novembre, ma anche in occasione dell'8 marzo. Sì, il settore sociale della Regione è impegnato in tantissimi progetti, in molti casi abbiamo i nostri bracci operativi che sono le ULS, i servizi sociali coordinati attraverso quelli dei comuni, associazioni che si danno da fare. Non è mai abbastanza, c'è sempre qualcosa di sgradevole che magari appare in situazioni che non pensavamo, però appunto l'impegno della Regione e anche le risorse messe dalla Regione Veneto sono comunque risorse importanti per riuscire, se possibile, a prevenire e ad aiutare le persone vittime di violenza.